Veglia catechistica e veglia missionaria questa sera al Collegio San Giuseppe a Vittorio Veneto. Allora, innanzitutto, come mai queste due veglie insieme quest'anno? Quest'anno stiamo vivendo un tempo particolarmente straordinario perché Papa Francesco ha indetto un ottobre missionario più speciale del solito sul tema della missione, battezzati e inviati, questo è il tema, e quindi abbiamo pensato come uffici della diocesi di unire due momenti che sono significativi per la nostra Chiesa, per il nostro cammino insieme. I catechisti forse sono tra i primi missionari qui, locali a casa nostra, quindi chi meglio di loro e per loro una preghiera del genere. Raccontiamo la veglia di questa sera, una veglia che è stata costellata di diversi momenti, alcuni anche molto particolari, molto toccanti. Sì, il primo momento è stato un piccolo esercizio di spiazzamento perché abbiamo detto che forse il presupposto per essere missionari sul serio è uscire dai propri schemi, mettersi nei panni degli altri, e quindi abbiamo proposto un esercizio a tutti i partecipanti, abbiamo dato loro un post-it con un identikit inventato di una persona e dovevano cercare di immedesimarsi, provare a capire con la sua testa, sentire con il suo cuore, vedere il mondo con i suoi occhi. Non è stato per niente facile, ma è stato un esercizio appena abbozzato di questo. E poi l'ultima parte della veglia in cui abbiamo proposto ai catechisti di costruire una piccola barca che rappresenta un po' la nostra disponibilità a navigare nel mare della missione, e dopo il mandato del vescovo a collocarla qui in questo mare fatto di onde, di cerchi concentrici che partono da lui, dal Signore risorto, e dentro a questo mare c'è posto per tutti, per navigare, per annunciare. Ecco, il Signore risorto ci ha tenuto compagnia in tutta questa serata, è una scultura in legno molto particolare. Sì, allora questa è una scultura che non è nostra, non è della nostra diocesi, l'abbiamo chiesta gentilmente in prestito a una parrocchia vicino a Belluno, Levego si chiama la parrocchia, alle porte di Belluno. È una scultura di legno in cirmolo, se non erro, che è di uno scultore morto pochi anni fa, era di Falcade, questo scultore si chiamava Moro di cognome, e questa scultura qui l'abbiamo proprio scelta perché rappresenta un Cristo risorto, dinamico, che vuole entrare come una goccia dentro al mare della nostra vita, risanarla dall'interno e far partire questo movimento missionario che ci coinvolge tutti. Un Cristo dinamico, qual è l'augurio che si sente di fare a tutte le catechiste e i catechisti che stanno affrontando questo anno pastorale con la loro missione? Di navigare con Lui. Le paure le abbiamo tutti, le inadeguatezze le avvertiamo tutti, i momenti un po' di mare in burrasca, magari anche la burrasca adolescenziale dei nostri ragazzi a catechismo, che non manca mai, ma se c'è Lui sulla barca si può andare avanti, è Lui che fa.